pomeriggio da parte di Sportisili e Davide Sgroi. Benvenuti al Palaureto. Oggi si gioca per i piani alti della classifica del girone H di calcio a 5 Serie B. Oggi si sfidano Mistral Palermo e Regal Buto qui al Palaureto. Secondi in classifica gli ospiti, terzi i padroni di casa che oggi vogliono agguantare i blu che sono arrivati qui invece per fare punti pesanti e rimanere in scia del Marsala Futsal 2012. Andiamo a leggere rapidamente le due rose a disposizione con il Mistral che schiera Giglio, Dorio, Canale, Torcivia che è il capitano dei padroni di casa, poi Muro, Cascino, Rizzo, Radaelli, Napoli, Sposito, Filiberto e Cusimano rispondono gli ospiti del Regal Buto con Miraglia, Longo, Vitale, Ferrante, Dall'Onder, Timpanaro, Lo Cicero, Vitale, Barberi, Leotta, Marletta e Capitan Campagna. Aspettiamo un match senza esclusione di colpi fra queste due compagini, con il Mistral che si schiera in completo total black con inserti dorati, risponde il Regal Buto con completo invece total blu con inserti bianchi. Si schiera anche la terna arbitrale. Vediamo chi giocherà il primo pallone della partita, probabilmente il Regal Buto. Andiamo anche a vedere quali saranno i quintetti iniziali con il Regal Buto che sembra partire con Ferrante, Campagna, in porta dovrebbe esserci Leotta, poi vediamo ci saranno gli altri due a completare il quintetto. Si tratta Dall'Onder che agirà sull'out di destra, mentre qui sotto la nostra postazione Lo Cicero risponde invece il Mistral con Giglio in porta. Poi abbiamo in maglia 18 Napoli. Si può cominciare in questo momento. Poi c'è Cascino a far la punta dall'altro lato. Il numero 3 Dorio. Abbiamo cominciato con il Mistral che gira subito il pallone attaccata a sinistra verso destra dei vostri teleschermi la squadra di casa. Ora giocatori in maglia nera a gestire il possesso dentro il pallone. La prima occasione gestita da Cascino, pericoloso. Prova subito col destro Dorio, ha provato il tiro a incrociare, voleva anche una deviazione il giocatore in maglia 4, è d'accordo il direttore di gara e allora può ricominciare l'azione del Regal Buto con Lo Cicero. 1 contro 1, solito stile futsal, si guardano negli occhi con il diretto avversario. Poi sull'out di fondo ha provato Dall'Onder a gestire questo pallone, non è riuscito però a tenerla in campo e allora rimessa laterale già battuta dal Mistral in profondità. Ha chiuso Campagna, poi scontro, pallone che arriva sul destro di Cascino che non riesce a esploderlo, poi mette a terra il diretto avversario. Si trattava probabilmente di Lo Cicero, sì, proprio lui andrà a battere questa punizione. Si fanno sentire anche gli ultras del Regal Buto, sono arrivati qui in numero abbastanza copioso, saranno da meno sicuramente quelli dei padroni di casa. Ancora Lo Cicero a sfidare Cascino, allarga da Campagna, diagonale, sempre a cercare il secondo palo. Poi si è provato a impegnare Napoli, non è riuscito a tenere il pallone in campo e allora Lo Cicero
ha già battuto da Ferrante. Fischi per la squadra ospite. Campagna dall'Onder, fa il gioco di sponda e va dallo Cicero. Ancora il numero 16 a sfidare Muro, prova col sinistro. E questa è la prima conclusione del match arrivata da parte dei padroni degli ospiti verso la porta di Giglio, che ha fatto ripartire subito la sua punta Cascino, che è stato fermato in rimessa laterale. Adesso gioca Muro, pressato alto da Ferrante, Dallorio. Pallone rischioso, orizzontale, passa comunque Muro e accelera, lo sfida Campagna, scontro fra i due, regolare, rimessa laterale. Non vuole lasciare nemmeno un centimetro il capitano del Regalbuto. Gioca Muro è una finta del Sedorio, si alza Giglio, prova la conclusione, mette fuori, però si tratta in realtà di Diliberto che difende i pali del Mistral, non è Giglio, titolare il numero 26. Lo Cicero dall'Onder tutto solo, lo Cicero non lo guarda, calcia, mette fuori però la conclusione. Il numero 16 allora possesso per Dorio. Napoli sbaglia tutto, Cicero non controlla bene, ma si riparte dall'Orio con il Regalbuto che gira la palla, vuole fare la partita, aspetta gli attacchi della formazione di casa. Primi 3 minuti di gioco in cui il Regalbuto sta sicuramente provando almeno a fare la partita. Intanto voleva ripartire dall'altra parte, però Napoli è stato fermato bene, si può già ricominciare con Muro. Avanza il numero 8, sbaglia il tocco con l'esterno verso Cicero, a ripartire Ferrante, sfida Dorio, è passato Ferrante, non su Napoli, si distende il Mistral, 3 contro 2, il pallone era ottimo di Dorio, per Muro non è passato, e allora ancora Napoli a riconquistare e andare con la punta alle 8. Risponde bene il primo intervento del match del portiere del Regalbuto. Giocano ancora i ragazzi in maglia blu, sempre a difendere il pallone, spalle alla porta all'Orio, il pallone è passato, ancora lui a lottare, poi commette sicuramente fallo dall'Onder. Il direttore di gara lo segue fino, lo vedete, fino praticamente alla sua area di rigore. Dall'Onder qualcosa da ridire, non si spiegano forse del tutto con il direttore di gara. Si può ricominciare con Dorio che ha già ripreso il gioco. Muro fermato da Campagna, che rischio di Muro, perché il capitano del Regalbuto si stava involando verso la porta di Diliberto, speso un fallo intelligente da parte di Muro. Gioca ancora lo Cicero, gioca il numero 16, sempre puntato, si rinnova il duello, poi Campagna calcia, si spiegano Muro e Cicero. Forse il Mistral deve ancora un po' prendere le misure in questo inizio di partita. Con le mani di Diliberto, bella sponda verso Dorio, Leotta salva il risultato con un intervento bellissimo, ma Cicero, Cascino aveva fatto una grandissima sponda verso Dorio, grande la parata di Leotta, ma si erano accesi il 9 e il 4. Primo rischio per il Regalbuto, salvati dal loro estremo difensore. Dall'Onder si ferma lo Cicero con la palla sui piedi e allora gioca il numero 16 a sfidare Muro, se la porta sul mancino, Muro non smette di lottare e recupera, può anche ripartire, rischia tanto però perché Campagna
aveva riconquistato un pallone che poteva rivelarsi sanguinoso per Diliberto, che però è uscito bene col tempo giusto e ha messo il pallone in laterale. Gioca Campagna, Ferrante finta, va sul fondo, mette dentro. Facile ancora una volta per Diliberto, che poi mette il pallone a terra, rischia tanto per cercare di ripartire. Si prende a volte queste libertà il numero 26 per velocizzare l'azione dei padroni di casa. Diliberto prende qualche rischio di troppo. Dall'Onder ancora a fare questo lavoro da pivot, si appoggia all'indietro, adesso Ferrante voleva scappare su Dorio che mette il corpo in maniera regolare e intelligente, e allora Muro, il pallone c'è dentro per Cascino che non passa, però ancora a lottare Muro su Campagna. Pallone recuperato, Diliberto gioca. Muro, ottima l'idea, ottimo il velo, Dall'Onder però ha capito tutto e non fa passare il pallone, l'idea che aveva avuto il velo del numero 8 nei confronti di Cascino. E allora ancora Dorio, Muro, gioca lui, movimento di Dorio profondo, scivolata, la tenuta dentro, no? Secondo me direzione di gara ancora lì. Profondo per Campagna, che è bloccato, non c'è nulla secondo il direttore di gara. A ripartire Napoli, Cascino tiene il possesso, bella brocchetta, in qualche modo l'ha tenuta, guadagna una messa laterale purtroppo per il Mistral. Lo Cicero per Campagna che vorrebbe il pallone, quando lui adesso a fare la punta al posto di Dall'Onder. Ancora Lo Cicero, Ferrante, vediamo se gioca da Vitale, sì, uno dei primi palloni toccati dal numero 18 del Regalbuto. Campagna, Lo Cicero, ancora Vitale, voleva il lancio lungo verso Campagna che si era mosso bene, prova l'1 contro 1 con Dorio. Lo Cicero poi cerca di districarsi l'1 contro 1 con Napoli. Campagna qui ha preso spazio, cerca di sfidare Muro. Dorio si mette in mezzo e recupera, poi pallone un po' rischioso, esce con il rimpallo Cascino, si ferma e manda al bar Campagna. Dall'altro lato Napoli prova a spostare, si rinnova il duello con Lo Cicero, lo vedremo tanto e tantissime volte nel corso di questo match. Ferrante, però Lo Cicero, Vitale, fischi per il blu. Lo Cicero verticale, c'è Campagna, spalla a porta, Dorio finge di intervenire, si riparte ancora una volta da Ferrante. Vitale, Campagna ancora Vitale, messo bene in fase difensiva il Mistral. Vitale, Lo Cicero, pallone passa verso Campagna, o ha fatto scorrere Lo Cicero, finta di Dorio, Campagna sposta a destro, deviazione di Muro, si riparte allora da Leotta. Si stanno studiando le due squadre per cercare qualche spazio in più, non riesce a ripartire Campagna che si mette a lui e la porta avversaria con le mani di Diliberto, gioca il primo pallone della sua partita, Esposito, e poi lascia la gestione del pallone a Napoli. Vediamo Esposito all'interno del match cosa potrà dare in più al Mistral. Muro, Dorio, Napoli, spalla a porta, duello fra numeri 18, è passato Napoli, gran giocata per Esposito, solo esterno della rete, stava per esplodere il palo retto subito, prima occasione per il giocatore in maglia 23, aveva trovato bene lo spazio dopo, però bisogna sottolineare la grande giocata di Napoli che è venuto bene nel match e ha subito acceso i suoi, ma proprio Napoli a lasciare il possesso di Diliberto. Muro di
equilibri, va bene, ancora per Esposito, altra occasione per il 23, rimane un bel pallone sotto, poi prova la conclusione, troppo lento, e la gestione del pallone, il direttore di gara è là lì, poi non c'è fallo da parte proprio di Esposito, ancora il 23, mette il corpo davanti, Dorio, a lui poi fallo, si prende il cartellino giallo, si è arrabbiatito, il numero 4 del Mistral, Campagna forse con un po' di esperienza si è andato a prendere il fallo da parte di Dorio e lo carica anche di un cartellino giallo che all'interno del match sarà importante da gestire per il difensore arcigno del Mistral. Lo Cicero punta muro, Ferrante con l'esterno avanti, Campagna mette il corpo su Esposito, si addormenta Muro, Ferrante era passato solo per un attimo, Di Liberto mette le manone sul pallone e fa ripartire i suoi, Campagna ancora però ad intercettare e a provare a ripartire, Muro dice no, Esposito riparte con intelligenza da Napoli, Dorio ancora Muro con l'esterno avanti, bene Esposito, mette il corpo, non dà l'appoggio però, allora si deve ricominciare da Dorio, adesso Napoli prova l'1 contro 1 su Ferrante, si prende gli applausi, la sua panchina lo mette in laterale, lascia poi anche il campo, il numero 11 vedremo adesso rientrato al suo posto, si dovrebbe trattare di Timpanaro, proprio lui a sfidare Muro e se la porta fuori sul pressing proprio di Timpanaro. Intanto rientra in campo anche dall'Onder, va a fare quel lavoro da pivot, da sponda, ma boa per il Regalbuto, cerca sempre di muoversi alle spalle della difesa del Mistral. Adesso lo Cicero a sfidare Esposito, lui sicuramente l'uomo che ha avuto più occasioni fino a questo momento per i suoi, nonostante abbia giocato un po' di meno. Qui Campagna prova la conclusione 2 volte, facile per Di Liberto che fa subito ripartire, Esposito che però era rimasto fermo, non poteva mai arrivare su questo pallone giocato in profondità. Campagna si sblocca il risultato qui al Palaureto, ancora 0-0 tra Mistral e Regalbuto, colpisce duro dall'Onder, riesce però comunque a tenere il possesso del pallone. Pallone verticale, era ottima l'idea di Lo Cicero, Timpanaro era anche riuscito a prendere tempo e spazio in maniera intelligente, però poi col sinistro non ha impattato bene la sfera. Qui Muro guadagna, rimessa dal fondo, gioca Di Liberto, Porto Napoli, Muro, lui non sa di giocare però, si è mosso fra le linee, Esposito va di nuovo all'inizio da Muro, mette un po' di difficoltà perché il Regalbuto alza il pressing, ancora Esposito a mettere il colpo davanti, poi rimane un po' sotto il pallone. E allora si deve ricominciare con la rimessa, già battuto dal Regalbuto, Lo Cicero che gioca da pallone, si appoggia ancora da Lo Cicero, Campagna, l'Onder si fa sentire in mezzo al campo per cercare di far Muro, di dare idee ai suoi, ancora dall'Onder, mette il colpo davanti, nuovamente! Ha trovato lo spazio e attenzione perché questo può essere un fattore super importante all'interno del match, perché dall'Onder a livello fisico è veramente un problema per il Mistral. Intanto è rientrato Cascino, qui stoppa il pallone, non riesce però a tenerlo dentro.
proibito tra l'Onder e Cusinaro probabilmente. Si può ricominciare con lo Cicero. Campagna allo Cicero. Ora il giocatore in maglia 16 a sfidare Napoli. Ora lo Cicero sposta, non riesce a calciare. Questo è colpito duro, nervi un po' tesi fra lo Cicero e Napoli, ma la partita è questa, non ci aspettavamo diversamente. Ancora il 16 e il 19, mette il corpo davanti Campagna per dargli lo spazio per andare a calciare. Filiberto sempre attento fino a questo momento, pallone complicato per Napoli che comunque la gestisce. Muro, tanto spazio per Napoli, fa scorrere e sposta Timpanaro, chiude e vince anche il rimpallo. Ora riparte il Regalbuto dal fondo dice il direttore di gara. Ha già giocato Leotta dallo Cicero. Campagna, unico uomo davanti dall'Onder, molto solo, tutto solo dall'altro lato, visto e servito proprio dall'Onder, si fa vedere Campagna, arriva il pallone e il vantaggio in Regalbuto, Diliberto tocca, ma che giocata hanno fatto Campagna e dall'Onder, in vantaggio gli ospiti. L'avevo detto, dall'Onder aveva trovato uno spazio giusto alle spalle della difesa del Mistral, lasciato tutto solo l'attaccante Boa dei blu, troppo spazio, tantissimo spazio per il numero 12 a cui è arrivato il pallone, stop e tocco per l'inserimento di Campagna che gli aveva servito proprio quel pallone a rimorchio a calciare il capitano in maglia 22 del Regalbuto e porta avanti i suoi gol. Importante, Diliberto ha provato a metterci la manona, non è riuscito però a neutralizzare il destro di Campagna da posizione ravvicinata e allora si portano in vantaggio gli ospiti. Time out chiamato invece dalla squadra di casa che deve riordinare le idee velocemente dopo questo vantaggio improvviso da parte degli ospiti che si sono accesi un fulmine a ciel sereno. Campagna e dall'Onder il movimento del giocatore in maglia 12 che, ripeto, è già stato un fattore, lo potrà essere ancora di più, soprattutto adesso che il Regalbuto è passato in vantaggio. Dal punto di vista fisico si vede che dall'Onder può dominare questo tipo di match, può fare la differenza. Napoli da muro, riparte il gioco e riparte l'azione di costruzione da parte del Mistral con Cascino che regala a Campagna, non c'è nulla, per fortuna si salva il Mistral e riparte con il suo portiere Diliberto che non gioca, troppo egoista, non gioca dai suoi compagni, pensa soltanto a calciare e mette fuori con il destro troppo strozzato. Forse doveva gestire meglio il portiere in maglia bianca del Mistral questo pallone, perché era un contropiede molto importante per almeno far tornare la partita sull'1-1. Tanto è rimasto a terra Campagna, avete visto, dopo lo scontro in precedenza proprio con Muro. Si sono rialzati adesso i due, fortunatamente niente di grave, allora si possono riprendere le danze. Gioca Leotta da Ferrante, adesso Timpanaro lo Cicero, sempre dall'Onder che adesso però, come vedete bene, lì in fondo alla ripresa in area di rigore è marcato a uomo da Dorio, proprio lui a salvare un gol che sembrava praticamente fatto ancora una volta dall'Onder. Aveva trovato
lo spazio giusto per andare a colpire lì sul secondo palo. Stavolta però il Mistral la gestisce molto bene con Dorio a uomo su Dall'Onder, però adesso si abbassa per gestire e costruire insieme ai suoi compagni. Ferrante serve proprio l'uomo che ha appoggiato il suo capitano per sbloccare questo match. Adesso il Regal Buto gestisce, non ha fretta di offendere Panaro, però regala il possesso a Dorio, che ha già battuto perché il pallone verso Dall'Onder è stato tutto tranne che preciso. E allora gioca Muro, rischia il Mistral in fase difensiva, esce bene però con il Cascino che ha trovato lo spazio per far correre Dorio, che mette il corpo davanti, sinistro, scivolata di Team Panaro, tutto regolare anche con il rischio. Esce il Regal Buto, il direttore di gara lì vicino, non c'è nulla, lo Cicero a ripartire con la punta, il pallone è stato messo dentro, era più un tiro cross, non c'è nulla, anzi sì, calcio d'angolo sulla puntata di Lo Cicero, che ha fatto correre un grandissimo rischio al Mistral, stava per andare sotto di 2 con Timpanaro, che ha fatto una gran chiusura in fase difensiva. Lo Cicero poi ha trovato lo spazio per ripartire e per quasi fungere. Cascino in qualche modo passa anche con rimpallo, gli rimane il pallone sotto, Timpanaro a riconquistare e a giocare la Ferrante. Dall'Onder tutto solo dentro, non lo vede Ferrante con intelligenza, saggezza, riparte da Lo Cicero che sfida ancora una volta Cascino, si guardano negli occhi due. Lo Cicero prova a spostare dall'altro lato per Timpanaro, tanto spazio per il numero 13, si gira ancora una volta da Lo Cicero, Cascino esce forte in pressing, rimessa laterale. Regal Buto gioca dopo aver avuto qualche richiesta da parte del suo mister. Lo Cicero lo pressa alto Cusimano, si torna però da Dall'Onder, adesso Dorio però non molla un centimetro, non lo vuole fare respirare Ferrante, lascia un pallone sanguinoso perché fa salire il Mistral che batte una rimessa nella zona alta del campo. Si è pronto già dietro con Dorio, Cascino, ancora Dorio, gioca di Liberto lungo verso Dorio, Ferrante con la testa, Dall'Onder fa la sponda per Ferrante, rischia tanto il portiere del Mistral, Ferrante batte subito il calcio d'angolo acquistato ancora Dall'Onder, Cascino in qualche modo trattenuto proprio da Dall'Onder che chiede scusa e prende il cartellino giallo. Adesso qui cambia un po' anche la partita di Dall'Onder, che utilizza tutte le sue doti fisiche per far male in senso ovviamente positivo, calcistico. Adesso però è stato ammonito, quindi cambierà tutto, ammonito proprio come Dorio che in questo momento gioca da Di Liberto, si è chiuso troppo all'India Gregorio e ha dovuto gettare il possesso scorgendo da Di Liberto che ha spazzato via. Lo Cicero, punta Dorio che cerca sempre di destabilizzare un po' gli avversari. Qua Dall'Onder, gran palla dentro per Campagna, si stava riproponendo quello che abbiamo visto nel gol dell'1-0. Ancora Dall'Onder, ancora per Campagna, stavolta se l'è mangiato il capitano del Regal Buto. Qui Dorio si addormenta, il Mistral non sembra dal punto di vista psicologico dentro la partita, sicuramente ci saranno delle cose da aggiustare a fine primo tempo. 3 alla fine della prima frazione di gioco. Sentite l'ultras del Regal Buto in questo momento, si fanno sentire, sostengono la loro squadra. In questo momento è in vantaggio al Palaureto. Leotta lungo verticale con la Dall'Onder, Dorio pallone verso Cascino che si addormenta. Ferrante voleva forse un cartellino giallo, si era fermato, il fallo sarà probabilmente cumulativo. Lo Cicero si rinnova, quello che si va ancora Lo Cicero. Sotto guarda sempre fisso negli occhi Ferrante, Dall'Onder mette ancora il corpo su Dorio. Sarà un
duello fisico infinito questo. Ferrante qui non perde il possesso, Lo Cicero si ferma, non scambia ancora Ferrante e Lo Cicero controlla lo spazio, poi sbaglia tutto Campagna. Il regala la rimessa laterale quando mancano 2 sul primo tempo, ma Lo Cicero intercetta e riparte, si distende il Regalbuto, qui Muro fa una chiusura difensiva importantissima su Campagna che quasi si congratula con il suo avversario perché era una palla importantissima, bellissima, che forse Campagna avrebbe soltanto dovuto spingere dentro. Fatto sta che Muro ha chiuso in scivolata puntuale, ha messo in calcio d'angolo. Adesso c'è time out per gli ospiti, ma si ripartirà proprio dalla bandierina per questi ultimi. Vogliono sistemare un po' le carte, entrambe le squadre. Regalbuto vediamo se uscirà al cappello, a che schema, magari stanno già creando in panchina, anzi che probabilmente il mister del Regalbuto ha già comunicato iPad alla mano. Vediamo allora come sfrutterà questo tiro dalla bandierina la squadra ospite e vediamo se il Mistral saprà attuare bene le contromisure. Batte dall'Onder, si è staccato Lo Cicero, è uno schema proprio per lui che calcia 2 volte. Di Liberto attento, alza il muro, poi Lo Cicero spara in cielo. Sì, che ha costruito questo schema per gli ospiti. Dall'altra parte Muro va sul fondo, mette dentro dall'Onder deviato in rimessa laterale. Mano incontro Cascino, Ferrante, bene, poi dall'Onder a far correre ancora il numero 11, spazio per lui per offendere Di Liberto, troppo facile per il numero 26 giocare con le mani, far ripartire l'azione dei suoi a 1 minuto e 30 alla fine del primo tempo. Muro deve ripartire da Dorio, Cascino mette il corpo dall'Onder, fallo da parte di Cascino per palla trattenuta intelligente, ancora una volta dall'Onder a toccare quel tanto che basta l'avversario per farlo cadere, ma non per farsi fischiare fallo. Ancora lui, Spala porta a lottare con Napoli, si riappoggia da Lo Cicero, si muove sempre alle spalle della difesa del Mistral dall'Onder e si mette sempre lì dove può far più male. Lo Cicero va sul fondo, secondo palo, solo esterno della rete. Di Liberto vuole ripartire subito, lo fa giocando da Cusimano, lo sfida Campagna, gliela ruba, gioca Lo Cicero, finta con la suola! Lo Cicero 2-0 Regalbuto, ma cosa si è inventato? Il numero 16 che adesso chiede anche il pallone per andare a festeggiare probabilmente un nuovo arrivato in casa Lo Cicero. 2-0 per il Regalbuto che fino a questo momento sta facendo una grandissima partita. Qui alla palla Oreto il Mistral completamente in confusione, almeno in questa prima frazione di gioco, ma questo è un gol che pesa tantissimo sulle sorti di questo match perché mancano 40 secondi alla fine del primo tempo ed è un gol che può far male soprattutto dal punto di vista psicologico per il Mistral. Muro guarda proprio il cronometro e sfida Ferrante che lo ferma, chiusura festeggiata dalla panchina dei blu quasi come se fosse un gol. Qui Cusimano non riesce a gestire, le ottava a lungo proprio da Lo Cicero, il pallone è perfetto, provato il sombrero di Liberto, porta avanti il pallone, rischia tanto ma fa ripartire il Mistral bene, Esposito dentro, Leotta si esalta sulla gran giocata di Liberto, l'ha fatto ripartire con intelligenza il contropiede del Mistral da portiere a portiere, entrambi fondamentali, a cui perde il possesso Muro, riparte Vitale in mezzo a 3, steso, messo giù, giallo che arriva per Napoli. Ottimo il
possesso, il controllo e la gestione della palla da parte di Vitale, che ha fatto risalire i suoi dopo lo spavento che si sono presi qualche secondo fa. Adesso mancano 4 secondi al termine della prima frazione di gioco e Cello Cicero sul pallone ha già fatto male in precedenza. Il numero 16 ha firmato lui il 2-0 in una giornata sublime. Manando al bar la difesa del Mistral con una bellissima suolata e poi battendo Di Liberti sotto le gambe. Ancora lo Cicero a caricare, non calcia, vado dall'Onder, è uno schema perché c'è la Campagna sul secondo palo pronto ad essere servito. Il pallone però non è passato, sempre per l'ottimo intervento di Liberto, che sta comunque facendo la sua figura in un primo tempo molto buio per il Mistral. Finisce qui la prima frazione di gioco, 2-0 per il Regalbuto sul Mistral. Si va a riposo, ci vediamo fra pochissimo con il secondo tempo. Non c'è nessuno rammarico perché chiaramente prendere gol all'ultima palla fa sempre male, non è la prima volta che ci succede quest'anno e quindi qualcosa che ci deve fare riflettere chiaramente, però devo dire che i miei ragazzi hanno fatto una grande partita al cospetto di una squadra forte che ha vinto le 12 partite precedenti non a caso, è venuta qua a Bagheria, ha dimostrato la sua forza. Come dici tu, c'è stata quella palla che poteva portarli in vantaggio. Nel primo tempo devo dire abbiamo avuto noi molte più occasioni, quindi là il primo tempo poi poteva finire il vantaggio per noi, ma così non è stato, quindi alla fine è venuto fuori questo risultato. Diciamo che loro oggi avevano noi chiaramente volevamo vincere per agganciarli, loro avevano il match point su questo campionato perché diciamocelo chiaramente, se avessero vinto probabilmente il campionato finiva qua. In realtà non è andata così, ci prendiamo questo pareggio, il campionato è ancora lungo. Chiaro che c'è grande rammarico perché prenderlo al 98esimo il gol non è bello, però fa parte del calcio e dobbiamo reagire, perché non è finita, ci sono tantissime sfide ancora molto importanti e dobbiamo ragionare partita dopo partita. Ripeto, l'obiettivo oggi era quello di agganciarli, purtroppo non ci siamo riusciti in maniera rocambolesca, però dobbiamo continuare a lavorare e a crederci perché le possibilità ancora ci sono tutte per poter vincere questo campionato. Ci siamo noi, c'è ancora il Regina Mundi in corsa, è un campionato molto duro e ripeto, il Montelepre oggi ha fatto vedere perché viene da 15 vittorie consecutive, però noi assolutamente non siamo stati da meno e se c'è una squadra che esce chiaramente con rammarico siamo noi oggi. Aldo, purtroppo tutta la settimana abbiamo provato ad averlo in campo, ho fatto terapia tutta la settimana, però è dovuto uscire subito praticamente dopo qualche minuto, quindi vedremo nei prossimi giorni un po' la situazione di pericolo. Al di là del derby, non derby, ora sono tutte finali e dobbiamo prepararle tutte allo stesso modo, con grande determinazione, perché ho detto ora ai ragazzi che il campionato non è finito e non dobbiamo avere alcun rimpianto. Questo campionato, tutte le partite sono dure, così come sarà dura per noi, sarà dura anche per noi. Chiaro che era la pressione, passa tutto a loro, sono riusciti a portare il risultato positivo da Bagheria, quindi vediamo un pochettino come si metteranno le cose nella prossima settimana. Punto d'oro che ci permette di continuare a volare e non atterrare sulla terra, perché i ragazzi hanno fatto ancora una volta una partita di carattere, di qualità, sono stati incommiabili in tutto quello che hanno fatto. Forse in alcuni frangenti potevamo fare qualcosa di più, però visto la forza dell'avversario, e qui voglio fare complimenti alla Bagheria Calcio come società, come tecnico e come direttore, perché hanno messo su una grandissima squadra alla quale auguro di andare in eccellenza anche loro. Naturalmente a questo punto dopo di noi in altre vesti, però glielo auguro perché è una società che ha una grande storia e merita sempre ragazze diverse. I miei ragazzi hanno fatto ancora una volta partita superlativa, lottando fino alla fine, e oggi il motto credo che sia quello più giusto, non moriamo mai. I ragazzi si allenano a 1.800 alla settimana e questo è il risultato. È un Montelepre che si allena con la consapevolezza di avere un gruppo che nell'arco dei mesi è cresciuto partita dopo partita, allenamento dopo allenamento. È un Montelepre che ha comunque in organico tanta qualità,
e questo un plauso va fatto alla società e a Piero Gatto perché mi hanno messo in condizione di allenare un gruppo importante. È un Montelepre che sta volando ad ali spiegate e viviamo partita dopo partita, questa è la nostra forza. Io oggi dicevo ai ragazzi che se oggi hanno la possibilità di vivere una giornata come questa, così importante, contro una società blasonata, importante, con una grande storia come il Bagheria, e ci stiamo lottando un primato, è solo grazie ai sacrifici, a tutto quello che hanno fatto da quando hanno iniziato, e quindi è merito loro. E quindi io ho detto di viversi e di godersi questa giornata perché sembra strano, ma non tutti i calciatori o non tutti gli allenatori nell'arco della propria carriera possono vivere queste giornate. Molto spesso fai una carriera sempre nell'anonimato, dove lotti per metà classifica, senza nessun tipo di ambizioni. Invece questi ragazzi quest'anno hanno costruito una stagione che rimarrà secondo me indelebile nei loro cuori per sempre, perché hanno creato un gruppo importante, un gruppo di amici, e questo è il risultato. Ripeto, mi auguro di continuare a volare, ma personalmente ho già la testa domenica all'Aspra perché è una squadra fortissima, imbottita di grandissimi calciatori, da un ottimo allenatore quale Pagano, e quindi la mia testa è già domenica.
Rientrano adesso in campo le due formazioni per questo secondo tempo. Se la sono presa un po' più comoda i padroni di casa. Sicuramente mister Cappello non sarà contento della prestazione dei suoi ragazzi, che rientrano adesso in campo. Il Regal Bug già da qualche minuto aspettava l'ingresso della squadra di casa. Fatto sta che siamo sul parziale di 2-0 per gli ospiti, e vediamo adesso quale sarà la risposta dei padroni di casa, che giocano il primo pallone di questa seconda frazione di gioco, e si può cominciare con Muro che sfida subito a Campagna, allarga da Napoli, Dorio, ancora Napoli, Muro, verticale, Cascino, sfida da Londra, è passato il numero 9, per un attimo, perché poi chiude Ferrante. 2-0 arrivato per il Regal Buto. L'ultimo minuto importantissimo, qui Campagna si distende, mette dentro 8, troppo all'indietro per Ferrante. Ma attenzione a questi palloni sanguinosi che perdono i padroni di casa, perché il Regal Buto adesso ha una partita intera per pungere in contropiede. Il risultato si è messo per loro per fare questa partita di attesa e ripartenza, e hanno fatto vedere che lo sanno fare benissimo, come in occasione del gol del 2-0. Qui Napoli, Cascino allarga da Muro, si accende così il secondo tempo dei padroni di casa, con la conclusione del numero 8 che non impensierisce Leotta, che fa scorrere fuori proprio lui nel primo tempo. Ha fatto una paratissima su Napoli, qui con le mani stava per impensierire l'uscita di Limberto, che ha rischiato tanto sul tocco appena tentato da parte dall'Onda. Gioca Ferrante, estrema qualità. Leo, lungo dall'Onder, troppo però anche per il gigante del Regal Buto. Dorio, Cascino, ancora Dorio si addormenta. Il Mistral non deve sbagliare queste giocate così facili, si deve addormentare, perché deve andare a riprendere una partita complicatissima. Dall'Onder, lo Cicero sfida Cascino, va sul fondo col mancino. Attenzione, perché dall'Onder era già ammonito anche Muro, era già ammonito dall'Onder, e arriva il rosso per dall'Onder. E attenzione, perché qui può cambiare la partita con un po' di ritardo il direttore di gara. Muro ammonito anche lui, si è preso probabilmente un colpo con il gomito da parte di dall'Onder, non è andato giù però Muro se ne è accorto il direttore di gara ed è espulso dall'Onder. Espulsione molto strana, decisione stranissima da parte del direttore di gara, perché non è andato giù Muro, l'arbitro ha lasciato scorrere, fatto andare fuori il pallone, e poi ha dato il secondo giallo a dall'Onder. Adesso forse qualche parola di troppo verso la panchina del Mistral, ed esce dal campo, si accende un po' il match. Dall'Onder molto nervoso per un'espulsione che forse non si aspettava. Fatto sta che esce dal campo, e adesso il Mistral però deve cambiare le sorti di questo match.
minuti interminabili dei Regalbuto. Il Mistral deve riaprire la partita ed è questo il momento giusto per farlo. L'Onder è stato una spina nel fianco per tutto il match, adesso è stato espulso e superiorità numerica almeno per alcuni minuti per il Mistral, che intanto deve andare a riaprire la partita al più presto. Ci prova con Nedorio, Napoli, c'è Muro tutto solo, lo serve adesso il numero 4, pallotto col sinistro, deviazione di Campagna. Adesso Regalbuto alzerà il Muro davanti alle 8. Muro invece il Mistral che gioca il pallone verso Dorio, nel va sul fondo, si va un po' a chiudere, sì, perché poi lo Cicero lo chiude, guadagna intelligentemente il rimessa laterale. Prova ad alzare la sua squadra Campagna, che va a lungo, servito proprio lui, prova la sponda, non c'è nessuno lì ovviamente, che Ferrante preferito rimanere fermo lì in fase difensiva. Muro a giocare a Radaelli, ancora Muro, Radaelli sposta e calcia col destro, Campagna con la testa, il pallone è sicuramente entrato, poi Ferrante spazza via lunghissimo, ha preso un bruttissimo colpo Campagna che non riesce a respirare, pieno in gola probabilmente. Il destro di Radaelli sicuramente non era un destro così morbido da parte del numero 18, che è andato molto forte, ha preso in pieno il capitano della squadra ospite, lui che ha sbloccato questo match, adesso rimane a terra, speriamo niente di grave per il capitano del Regalbuto, è stata una gran partita. Al termine, ancora superiorità numerica per il Mistral, che cerca in tutti i modi di andare a riaprire il match. Ancora a terra, potete vedere lì in basso Campagna, ha preso una bruttissima botta dopo il destro di Radaelli. Speriamo riesca a riprendersi al più presto il capitano in maglia 22 del Regalbuto. Si è rialzato Campagna, esce dal campo scortato da il dirigente del Regalbuto. Applausi per il capitano della squadra ospite da parte del Palaureto. Intanto è entrato in campo per il Mistral capitano Torcivia. Gioca proprio lui il pallone, poi Muro ancora con la sinistra, è stata ottima l'idea di Torcivia a servire a Radaelli, poco troppo lungo però il pallone. Leotta gioca da Lo Cicero che fa il contromovimento, Ferrante lungo, Vitale si è andato a scontrare contro Muro, non c'è nulla, uno di Liberto non si intende con un Muro e il pallone termina fuori. Non sembra giornata oggi per il Mistral. Proprio il portiere in maglia bianca da Muro. Torcivia, Muro, ancora Torcivia, vediamo di subito, sì, non calcia col sinistro, sbaglia tutto, serve Leotta che prova a calciare, Di Liberto è fra i pali, attento sull'idea di Leotta. Muro, Torcivia, gioca Radaelli, non c'è stato tocco
di Ferrante, ma il Mistral non sta sfruttando completamente la superiorità numerica. Leotta lungo, da Vital, lo stop è buono, mette il corpo davanti su un muro, ancora Leotta, Vitale trattenuto, non c'è fallo secondo il direttore di gara che era lì davanti, ma sembrava essersi allungata in realtà la maglia di Vitale, e qui Cascino non la tiene in gioco. Tante proteste da parte della difesa del Regal Buto e anche della panchina, che Vitale è stato bravo a gestire questo pallone, a proteggerlo, però mi sembrava essersi allungata la sua maglia, e intanto si ristabilisce la parità numerica. Non ha sfruttato la superiorità il Mistral, che adesso ha una montagna da scalare. Filiberto Radaelli, un gol riaprirebbe tutto, provato il pallone verticale verso Cascino, si addormenta un attimo il Regal Buto con Ferrante, poi Cascino si appoggia da Napoli, Radaelli non fa il movimento profondo, Ferrante intelligente la tiene in gioco per Leotta, poi va a lungo da Vitale che prova a mettere il corpo davanti, Napoli lo mangia, poi Filiberto rischia tanto, muro con l'esterno, rischia tantissimo il Mistral, Napoli mette il corpo sullo Cicero, non ce la fanno però, muro poi da ultimo uomo su Vitale, non passa, Ferrante lo ferma, non c'è fallo, si può giocare. Radaelli si è rialzato un muro, Napoli l'ha tenuta in gioco il numero 18 nel duello con l'altro numero 18 Vitale, adesso parte Ferrante, ora a giocare Ferrante, Andrea Vitale prova la crocchetta, non c'è nulla, non sa chi servire, se la trascina fuori. Radaelli gioca a Napoli, adesso prova a sfidare Ferrante, ora il numero 8 con Andrea verticale a Cascino, Vitale Andrea solo per un attimo, poi ancora lui scivola senza fallo, e la laterale correggere la squadra, sembra a disposizione questa rimessa laterale. Radaelli, Cascino a sfidare Francesco Vitale, ancora Cascino si appoggia a Radaelli, ancora Napoli, scambiano il 18-19, Napoli troppo il pallone di Filiberto regalato alla sua controparte, Leotta che ha già fatto giocare, Vitale vuole andare lungo da Campagna, troppo però non può arrivare il pallone. Battenuto Radaelli prova a muoversi davanti, ancora Muro a sfidare il Panaro, ancora Radaelli, Muro mette il corpo davanti, il pallone passa verso Esposito, troppo lungo però il pallone per il giocatore in maglia 23, Leotta con le mani dallo Cicero, si fa vedere Timpanaro, lo Cicero sfida Napoli, se la lunga e passa solo per un attimo, la Campagna chiude su Radaelli. Radaelli, Muro a sfidare Ferrante nello spettali, finta di sfidarlo nell'1 contro 1, è passato Muro solo per un attimo, Timpanaro da aiutare in raddoppio, sposta Napoli, passa Napoli con la punta, Leotta, ancora il numero 20 che non ne vuole far sapere di far sbloccare il match al Mistral dal punto di vista del risultato e riaprirlo totalmente non è d'accordo. Leotta è già suo il secondo intervento più importante della partita, qui era in superiorità 3 contro 2 il Mistral,
precedenza, il primo tempo va praticamente salvato a porta sguarnita sul Napoli. Lo Ciccio si muove, Timpanaro servito verso il cerchio del centrocampo. Adesso Ferrante, gran giocata con la sponda, con la suola, verso Campagna che fa correre Ferrante, ancora Timpanaro, azionissima del Regalbuto, non sfruttata però da Timpanaro, che piuttosto che andare con il destro ha preferito usare il suo piede forte col mancino, andando però con la punta, stretto troppo e ha messo fuori il pallone. E ancora Campagna con il corpo a dar fastidio a Napoli, però vuole venire rimessa laterale. Muro, Esposito, protegge il 23, verticale Radaelli, Esposito fa la sponda, trovato il no look Radaelli, intelligente verso Napoli, ha messo il corpo davanti e ha guadagnato calcio di punizione importante per il mister. Parte Muro forte, angolo perché l'ha toccata ancora una volta Leotta. Partita a 10 pagelle fino a questo momento per il numero 20. Batte Radaelli, Ferrante si mette in mezzo e chiude la davanti. Muro, Napoli, punta Campagna, mette il corpo davanti Esposito, Napoli col sinistro dentro, poi Esposito, non si è spinto, non c'è nulla secondo l'arbitro, Ferrante riparte il Regalbuto, Ferrante mette dentro, ha chiuso Radaelli, in fase difensiva ma tante proteste per la spinta probabile su Esposito. Gioca di palla all'indietro, lo Cicero. C'è deviazione da parte di Gilberto, si riparte dal fondo del portiere del mister Lega, già battuto. Napoli Esposito, ancora lui, deve tornare indietro perché non ha spazio, non sa dove giocare. Muro, Radaelli, si muove in profondità Esposito, servito proprio lui, poi si tocca duro da Timpanaro, si lotta con Campagna e perde il rimpallo. C'è rimessa laterale. Muro, punta Ferrante, lo guarda negli occhi, lo chiude, e ora si riparte da Radaelli, Esposito, ora Radaelli, gioca a Napoli, bel tocco di prima, Esposito mette il corpo davanti, poi rimpallo, anche sfortunato il Mistral, deve battere subito lo Cicero verso Timpanaro che aveva trovato lo spazio centralmente, con saggezza però si riparte da dietro, Timpanaro stato duro da Radaelli ma in maniera regolare, ha guadagnato la rimessa laterale il giocatore in maglia 18. Doppio passo, tutta Campagna, va sul fondo sinistro, Campagna a botta e mette il corpo, poi torna Esposito, non c'è fallo. Radaelli, Napoli, Radaelli, si muove il Mistral, vuole andare a riaprire prima possibile questa partita. Muro e voleva battere subito Radaelli, mette il corpo davanti di Timpanaro che gli permette di battere velocemente e allora si sistema la barriera, sistema il pallone Napoli. Lui probabilmente a colpire o vediamo se ci sarà un'altra finta di andare a calciare da parte di Napoli per poi andare Muro, stavolta no, è il contrario, va Napoli forte, prende però lo specchio della porta il numero 19,
Federico Leotta, esce di Liberti sulla testa di Campagna. Laterale conquistata dal portiere del Mistral. Napoli non tiene il possesso, si impegna Campagna, lotta con Dorio, passa di Panaro, il pallone rimane lì, Campagna prova la Veronica, si distende il Mistral, contropiede per Esposito, servito da Napoli, che è partito in contropiede, ancora Esposito, un'altra azione dai suoi piedi, sui suoi piedi, stavolta fa gol, il numero 23, non era riuscito nel primo tempo, servito proprio da Napoli. In quel caso Esposito riapre il match per il Mistral, si accende il Paloreto, sono vivi i padroni di casa. Contropiede del Regalbuto con palla persa da Campagna, che ha forse provato una giocata di troppo con la Veronica. Napoli gioca un ottimo pallone per Esposito in contropiede, che non sbaglia e batte Leotta, che fino a questo momento era stato monumentale. E 2-1 a 10 dalla fine, tutto può succedere. Qui proprio Esposito a lottare con lo Cicero e a guadagnare le queste Dorio, Morella numero 4, spinto dallo Cicero in maniera regolare, Tacco che è giocata con tunnel annesso a Cascino, ancora lo Cicero fa passare, c'è stato il tocco di Dorio, non c'è fallo, può giocare Muro a sfidare Andrea Vitale. Dorio porta avanti sullo Cicero, pensa alla conclusione, deviata da Campagna, ancora calcio d'angolo. Lo Cicero forse chiama un time out alla panchina. Calcio d'angolo già battuto da Muro, deviato ancora dalla bandierina il Mistral. Muro è uno schema provato Cascino, svirgola completamente, richieste di Lo Cicero accontentate, chiamato il time out della squadra ospite. Ripartire con la rimessa dal fondo per Leotta, verticale Campagna, prestato alto e recupero ottimo di Muro che sposta, cerca la conclusione, non lo tocca Ferrante, ma sul fondo cross, deviazione di Campagna, calcio d'angolo, adesso è il Regalbuto che deve soffrire. Dietro il pallone, Cascino con la punta, aveva spostato bene, poi con la punta aveva cercato di battere Leotta, che comunque sembrava sulla traiettoria del pallone. Lo Cicero, alto il pressing di Dorio, Ferrante si chiude un po' spalla a porta, guadagna però un'ottima messa laterale Ferrante, importante, intelligente. Vitale, si è mosso bene lo Cicero, ancora Andrea Vitale per ripartire da Ferrante che va lungo bene, di prima esce di Liberto, gran chiusura, riparte il Mistral, superiorità numerica, Muro non passa perché lo ferma Ferrante, adesso il contropiede contrario, poi Esposito
non fa passare il tocco di Lo Cicero. Muro sul fondo, almeno ci prova, perché Campagna chiude. Ancora Muro, Dorio, ancora Muro, scambiano il 4 e l'8, dentro il pallone, Esposito, spalla alla porta, il pallone resta lì, doppia deviazione dopo il destro di Muro sul tocco intelligente di Esposito. Leotta ancora una volta a rispondere con il petto. Cascino ce la mette tutta il Mistral per andare a pareggiare. Muro forse esagera nella giocata dall'ultimo uomo, fatto fallo Andrea Vitale. Giocatorio Muro, ancora Dorio, sbaglia nel rimpallo con Vitale. Ferrante fa passare il pallone, è andato in profondità Vitale, non si sono capiti l'11 e il 18. Allora laterale regalata al Mistral con Dorio che va subito profondo, Esposito, bello stop, Lo Cicero gli taglia la strada e chiude, poi Dorio si mette in mezzo, voleva trasformare l'azione difensiva ad offensiva in un attimo, ha chiuso come sempre puntuale Capitan Campagna. Vuole andare sul mancino, lo prova Leotta, risposta ancora una volta puntuale sul primo palo da parte del portiere del Regalbuto sulla conclusione con il sinistro da parte di Cascino. Ora Dorio ancora sul muro, ma le occasioni del Mistral adesso sono tante, ancora una volta Leotta respinge male, poi esce benissimo. Su Esposito ha avuto un'altra occasione a tu per tu con il portiere Regalbuto. Il Mistral spinge, lo vuole pareggiare. Muro tocca bene per Dorio che allarga Esposito, il pallone dentro con rischio Campagna. Hanno quasi urlato al gol tutti gli spettatori del Palaureto. Spinge il Mistral, 7:30 alla fine, Dorio a battere, a cercare Muro, stoppa e passa su Campagna, anche facendo la foca, con la testa Ferrante, ancora a lottare Campagna, duro lo scontro, fallo di Muro su Campagna. Gioca Ferrante, i secondi passano, deve buttare il pallone Ferrante, non sapeva di servire, contava il direttore di gara, passavano i secondi e Ferrante non sapeva a quale compagno giocarla. Intanto Muro dall'altro lato se ne va, mette dentro, il pallone però era troppo a mezza altezza per Esposito che non sapeva come girarlo. Provato con la spalletta, col petto, era complicatissimo. Non mi sento di dare colpo in questa occasione a Esposito, qui Lo Cicero tunnellizza proprio Esposito, è passato Lo Cicero, sbaglia il tocco su Vitale. Da quanto si accende Lo Cicero, veramente sempre pericolosissimo, grandissima qualità tecnica per il giocatore in maglia 16 del Regalbuto che oggi ha fatto una prestazione superlativa. Proprio lui a battere, all'indietro da Leotta, vuole andare lungo a servire Campagna, prova a saltare, Filiberto a scendere in puntuale, poi Muro sposta, prova la conclusione col destro, sempre Campagna a mettere il piede davanti, batte Dorio, secondo palo, è rientrato in campo Napoli. Dorio, pallone orizzontale rischioso verso Muro, era uscito presidio Francesco Vitale. Scontro tra Muro e Vitale
blocco per Dorio col destro, in piena Campagna. Ancora Dorio batte il laterale, forse lascerà lì per il destro di Napoli, vediamo, no, si appoggia al muro. Sfida Vitale, quello fra numeri 8. Si tratta, se non sbaglio, del numero 1 Miraglia, il portiere oggi in panchina per il Regal Budo. Muro, sfida Vitale, ancora i numeri 8 si toccano, si stuzzicano, qui Muro passa, sembrava essere venuta in gioco il pallone. Intanto c'è un cambio a sorpresa per il Regal Budo che mette il quinto uomo in campo. Si tratta di Ferrante, che però entra con la maglia da portiere, proprio Ferrante, lo sfida di Limberto che esce, è uscito Leotta, quindi quinto uomo in campo per il Regal Budo che la vuole andare probabilmente a chiudere, in questo momento senza portiere. Campagna Vitale, giro palla dei blu che adesso devono essere super concentrati, super precisi per sfruttare il quinto uomo in campo. Non lo sono in questa situazione, con Ferrante che va a cambiare subito con Leotta, che quindi ritorna in campo e subito pronto a rientrare Ferrante a fare il quinto uomo. Mossa strana, che comunque il Regal Budo è in vantaggio, ma la vuole andare a chiudere a quanto pare il più presto possibile, perché il Mistral si rende pericoloso ormai da almeno 5 minuti. Nescino finta di andare dietro col pallone, con la suola, invece voleva infilarsi in mezzo a due, non c'è nulla, qui Vitale lascia per Radaelli, che rischio da parte di Francesco Vitale. Muro sposta a destro Campagna e ancora si lotta con Vitale. Napoli rimette ordine, Ferrante ha cambiato nuovamente maglia, quindi abbandonata l'idea di rimetterlo in campo come quinto uomo. Vitale sfidato da Radaelli che chiude, passa anche un gesto bellissimo nei confronti di Vitale, sa che la rimessa laterale è del Regal Fratello Cicero. Ferrante è rientrato come giocatore effettivo. Leotta vuole lungo, proprio Vitale che con la coscia stoppa, lo sfida Radaelli, ancora Vitale a lottare, non c'è fallo, è passato Radaelli, suola ancora Radaelli, tocca per Napoli che voleva andare sul secondo palo da Cascino. Campagna in scivolata ad esultare come se avesse segnato, poi Ferrante in chiusura su Radaelli. Ferrante passa Radaelli che la tiene in campo sul fondo, spalla a spalla con Campagna che esulta ancora una volta come se avesse segnato. Ogni chiusura festeggiata in maniera veemente dal numero 22 che adesso viene cercato in profondità, troppo però, perché il pallone è incredibile e riparte Muro, non è Murato da Ferrante, ancora Muro, scade la porta, si deve fermare e ricominciare. 3 minuti e 30 per il Mistral per pareggiare. Ancora Muro
spingeva Di Liberto, adesso si prende qualche metro il portiere del Mistral, gran giocata del 26, poi mette il pallone dentro, almeno ci prova da Cascino, intercettato il pallone da Regalbuto che adesso si prova a distendere, Ferrante mette dentro, il pallone non passa perché è tornato bene Cascino, ma Timpanaro doveva forse sfruttare meglio questo contropiede, poi Muro prova col diagonale, non si è inserito Napoli sul secondo palo, ma era ottima l'idea del tiro cross da parte di Muro. Qui forse nell'occasione dell'uscita di Diliberto, forse Timpanato doveva lasciare il possesso a Leotta che aveva tutto lo specchio della porta davanti e poteva anche provare la conclusione dalla sua area di rigore. Qui Timpanato mette il corpo troppo su Radaelli e fa fallo. Riparte l'azione del Mistral, tutta in avanti, Muro ancora lui a spostare e a calciare, si sta provando in tutti i modi, da tutti i lati Muro. Leotta con le mani, sempre lungo la campagna, adesso il Regalbuto forse ha finito le idee, lo Cicero a riconquistare Timpanaro a mettere ordine, il Mistral ad alzare il possesso, il pressing scusate, Timpanaro con la punta avanti da campagna, ma è un pallone regalato a Diliberto che avanza, palla al piede, supera il centrocampo, non si contano più secondi. Radaelli, Cascino ancora Radaelli, Muro ancora a puntare Timpanaro, sempre loro, uno contro uno, Napoli destro, lo Cicero a deviare e time out chiamato dal Mistral che ha gli ultimi 2 minuti di gioco in cui deve gestire al meglio ogni possesso per andarsi almeno ad accontentare di un punto e poi vediamo che piega prende la partita, perché in questo momento il Regalbuto sembra aver finito le idee offensive e il fiato, sono spesi tanto gli ospiti in questo match, Compagna, lo Cicero, Ferrante, una grandissima partita, Leotta in tutti i modi ha mantenuto a galla i suoi e il Mistral deve cercare in qualsiasi modo, anche probabilmente giocando il quinto uomo negli ultimi minuti, di andare a pareggiare questa partita. E infatti l'abbiamo appena detto, Radaelli ha messo la maglia bianca di Diliberto, abbandona subito il campo, l'avete visto, Radaelli quinto uomo. Entra in campo anche Capitan Torcivia, Napoli, Muro, Torcivia lì con spazio a Muro, invece va con la punta e allora Leotta, quando la porta è vuota, Leotta non calcia, va lungo con le mani di Diliberto, prima che il pallone possa terminare dentro, riparte Napoli, contropiede Mistral, Napoli con spazio, Leotta in qualche modo, 2 volte, il pallone rimane lì, riparte lo Cicero, contropiede Regalbuto, 3 contro 1, Vitale suola, Vitale sposta, ancora da campagna, Diliberto, alza il Muro, adesso è una corrida, il pallone è terminato fuori, Torcivia non è riuscito a tenerlo dentro. Ferrante sfida Torcivia, passa in slalom l'11, ne ha ancora da spendere, Muro, anche lui fase difensiva, poi forse peccato Cascino, no, non c'è fallo, solo laterale per lo Cicero, il Regalbuto però sicuramente doveva sfruttare meglio questo contropiede, qua ancora Vitale a lottare, Cascino a riconquistare, Napoli gioca il quinto uomo, 1 minuto e 15 alla fine della partita, Cascino, Radaelli a fare il quinto uomo, entra in rigore, Cascino sinistro dentro, non passa per l'ennesima, grande copertura di campagna, Napoli gioca Cascino, quasi nel rigore, deve ricominciare, c'è Torcivia da servire, lo serve proprio Muro, scambiano i due, il 7 e l'8, Napoli, Torcivia, gioca Radaelli,
non c'è lo spazio per servire dentro, Campagna chiude, voleva la laterale la panchina del Regalbuto, Muro si soffre da un lato e dall'altro, Torcivia calcia, Leotta subito adesso Radelli deve andare a far cambio con Di Liberto, ma Leotta si prende qualche secondo di troppo, la porta adesso di nuovo occupata da Di Liberto, è ancora legato a lui il pallone, avanza il 26, superiorità numerica, rimane lì la sfera, a giocare all'indietro Napoli, 30 secondi, Muro sbaglia tutto e forse si spendono le speranze del Mistral. Ferrante alza il lob verso Lo Cicero, esce Di Liberto, si lotta, la porta è sguarnita, Napoli avanti, Lo Cicero con spazio, guarda la porta, non calcia, saggio Lo Cicero perché non ha buttato il possesso, è diventata un campo in scivolata, Napoli messo fuori. 20 secondi, Campagna da Leotta che vuole andare più profondo che può, esce come sempre Di Liberto, stavolta piante col petto, suola, palleggio, il pallone passa, si addormenta Campagna, Torcivia, Cascino! Sfiora il pareggio a 7 secondi dalla fine il Mistral, con Campagna che si era addormentato e Torcivia che con un'intelligenza clamorosa aveva servito Cascino, che però con la punta ha messo fuori. Lungo Leotta, Napoli a mandare su il pallone, 2 secondi alla fine, rimessa laterale Mistral che forse alza qui bandiera bianca. 2 secondi alla fine, c'è poco da poter costruire adesso. Torcivia sale anche Di Liberto, Torcivia deve buttare dentro il pallone, lo lascia lì per Muro che fa così, Lo Cicero chiude e finisce qui il Regalbuto, sbanca il Pala Oreto, 2-1 sul Mistral per i blu che si portano a casa 3 punti fondamentali aspettando la partita del Marsala, agganciano proprio questi ultimi in vetta alla classifica. Debacle per il Mistral che però ci ha provato fino all'ultimo. Un saluto da parte di Sportisili e Davide Sgrovia.